Ciao a tutti, amici della Budoterra. Archiviata la triste e sconsolante parentesi dell'apertura della trota in Friuli Venezia Giulia e delle trote pollo che sono state gettate nei nostri fiumi, oggi faremo una puntata piccola e particolare. Prima di tutto, grazie di tutti i vostri commenti, di tutti i vostri like e soprattutto questa puntata la basiamo su una vostra nuova richiesta, ovvero maggiori ricette di Chef Paola. Cogliamo l'occasione per insegnarvi alcune piccole parole della lingua del futuro, il bisiaco. Per quanto riguarda i nostri ingredienti, andiamo a raggiungere il primo spot e vediamo come si chiama. Vedete? Questa cozzaglia di rami, rovi, eccetera, eccetera, in bisiaco si chiama el graillon. E nel graillon che cosa c'è? Gli ortisoni. E questi sono i blusci. E per chi non lo sapesse, questo è lo sclopit. E come ultimo ingrediente, le sparasine de monte. Bene, la nostra parte l'abbiamo fatta. Vediamo cosa combina nel frattempo Capitan Sitch. Capitan Sitch, guarda. Ora abbiamo davvero tutti gli ingredienti per la nostra ricetta dell'apertura. Prima di tutto iniziamo a preparare le erbe. Eliminiamo con cura i gambi dello sclopit e teniamo solamente le foglioline piccole e tenere. Prendiamo i germogli del luppolo e li facciamo a pezzettini fino a dove il gambo si fa un po' più duro. Teniamo foglioline e germoglio. Sia i blusci che l'asparago selvatico li tagliamo a pezzettini con lo stesso criterio. Eliminiamo la parte dura e teniamo quella più morbida della cima. Dopo aver sminuzzato tutto per bene, diamo una bella lavata al nostro preparato e iniziamo a tritarlo per bene riducendolo a pezzettini molto piccoli. Qualcuno preferisce tritarli col mini pimer, noi no.
Prepariamo in una padella un po' di olio extravergine d'oliva, un po' di cipolla e aglio per creare la base e poi svuotiamo il nostro composto per farlo soffriggere. Nel frattempo prepariamo le uova, le sbattiamo e mescoliamo il tutto. Ora riversiamo tutto nella pentola con il soffritto e Paola Chef cucinerà la nostra super frittata alle erbe dell'apertura. Bene amici, la frittatona è pronta. Ma nella nostra ricetta, la marmorata, dov'è finita? Non avrete mica pensato che abbiamo ucciso una marmorata per fare un video? Ma neanche per idea. La marmorata è tornata a nuotare dove era giusto che tornasse a nuotare. Insomma amici, abbiamo voluto scherzare un po' sull'annoso dibattito sul catch and release sì o no. La nostra idea è sempre quella di rispettare il pesce e di usare sempre la testa. Però, fermiamoci un attimo a ragionare. Queste trote pollo sono cresciute in vasche piene di antibiotici e nutrite esclusivamente a pellet. Ma siete davvero convinti di volerne mangiare una? Bleh. Eccoci qua. Che cosa stai montando, Mark? Che cos'è quella merda? Mettere in pausa per